Partiti, siamo in diretta anche questa sera, puntata speciale oggi qui in via Pradamano a Udine. Lo sfondo è cambiato. Lo sfondo è cambiato, abbiamo cambiato postazione, siamo sempre noi, siamo sempre dall'ufficio di Bottega Errante. Abbiamo deciso questa sera di fare questa puntata speciale perché oggi con noi ci sono tutti gli amici di Bottega Errante, tutta la ciurma qua insieme. Tranne Maurizio che è ad Atene in questo momento. Potevamo fare un collegamento telefonico, Mauro, ma non siamo ancora abbastanza organizzati per arrivare a questo punto. Siamo qui perché ormai siamo alle strette, manca pochissimo alla partenza della Notte dei Lettori, per cui questa sera facciamo una puntata speciale dedicata alla Notte dei Lettori con tutti quanti noi. Faremo una carrellata con tutti i personaggi di Bottega Errante. Nel frattempo io vedo già quasi pronto Andrea Visentini che mangia del pane, per cui lo lasciamo deglutire con calma e chiameremo qualcun altro qui. Stai pure lì Andrea. Mauro, vuoi dire qualcosa tu sulla Notte dei Lettori? Ormai siamo pronti per cominciare? Siamo pronti, il presidente di là che fa gli ultimi permessi alla polizia per l'occupazione muscolo pubblico. Presidente esentato, lo lasciamo lavorare. Esentato e niente, siamo pronti, stanno uscendo sui giornali le interviste ai nostri ospiti, venerdì inizieremo col convegno e quindi sarà il primo appuntamento e poi ci porterà in questa non stop, credo, di 40 ore, no? Sì, abbiamo calcolato che sono 40 ore di evento praticamente, se partiamo dalle 9 della mattina del venerdì, in cui abbiamo la partenza con la tavola rotonda dedicata alla lettura e il suo rapporto con i mezzi di comunicazione, fino poi a un'intera giornata, un'intera notte, poi in teatro, la giornata del sabato e la chiusura finale con Vasco Brondi, alias le luci della centrale elettrica, che ci racconterà il rapporto tra lettura e musica. E che dire, il mio ricordo della Notte dei Lettori. Ne hai fatte 5? Ne ho fatte 5, tutte e 5. Ho due ricordi. Uno è l'inizio. Mi ricordo la prima riunione operativa, quasi filosofica, sulla filosofia di questo festival che avevamo fatto con l'assessore alla cultura Federico Pirone dell'ex Giunta e con tutte le librerie della città. Me la ricordo perché c'erano un sacco di idee, c'era un sacco di entusiasmo e poi quindi mi ricordo perfettamente quella mattina in cui tutto è cominciato. E mi ricordo anche la telefonata che ho fatto agli altri di Bottega Errante uscito da quella riunione dicendo: ragazzi, dobbiamo organizzare un festival, quindi rimbocchiamoci le maniche. E l'ultimo invece ricordo è quello dello scorso anno, alla fine dopo Vecchioni. Mi ricordo che erano andati via tutti, tutto il pubblico, e eravamo rimasti noi. Non so se Elina Coppetti aveva preso delle birre e Federica Moro aveva preso delle birre, e quindi grazie alle donne di bottega che sanno capire in quel momento le cose importanti e fondamentali della vita. Ho quel ricordo di una Udine vuota, di noi stanchi ma insomma felici. Che romantico. Quindi sì, veramente un momento così sognante da Daltino, non ce lo si aspetta. Io ricordo una costante invece della Notte dei Lettori, che è la costante del terrore che possa diluviare da un momento all'altro. Ci ha accompagnato per le 4 edizioni precedenti, ci accompagnerà anche per queste edizioni, per cui incrociamo le dita e capiamo poi strada facendo che cosa succederà. Direi di cominciare però a scoprire invece i ricordi degli altri. Abbiamo chiesto a tutti loro poi di portare un libro che raccontasse un po' chi sono anche, ma il libro che hanno regalato di più o il libro che hanno amato in particolare, da rendere partecipe il pubblico che ci sta seguendo. Cominciamo da Elisa Coppetti. Brava! Questa è la Visentina che ha finito di mangiare il pane nel frattempo, quindi può riprendere a parlare. Mi sono uscito dall'inquadratura. Boh, ma l'inquadratura ne ha guadagnate. E Elisa, eccomi. Allora, è la tua Notte dei Lettori numero? 2. 2 da interna, 2 da esterna. Prima non mi ricordo. Non ho ricordi precedenti. No, ho una maternità nel frattempo, quindi okay. Sì, non si tralascia. 2 ricordi dell'anno scorso, tutti e 2 legati a Vecchioni, quando non si sapeva dove fosse andato a finire e non ci rispondeva al telefono il suo agente, e a un certo punto ci siamo chiesti: sarà arrivato? Forse sì, forse no. Ci sarà. E l'altro ricordo spassoso, quando ad un certo punto sulle prime file della loggia del Lionello si sono ammonticchiate le fan di Vecchioni, una sull'altra, in lunghe file di signore.
Beh, un bel ricordo. È un bel ricordo, beh, sicuramente. L'oggi era stracolma. Bene. Hai contato un Ci hai libro, portato però. un libro? Ho portato Vincenzo Rabito, Terra Matta. Vedi com'è brava lei? Cioè lei è la prima volta che lo fa e l'ho fatto al primo colpo. Tu, Mauro? Io faccio fatica con le prospettive della telecamera, quindi mostro ed è sempre fuori schermo, fuori fuoco, è una roba tristissima. Raccontaci questo libro. Perché l'hai portato? Allora, questo libro mi è stato regalato anni fa da una persona molto cara e racconta la vita di Vincenzo Rabito, che fu un uomo qualsiasi, classe 1899, siciliano, che dopo una vita molto tribolata a un certo punto si chiude nella sua stanzetta e con un Olivetti scrive quella che è stata la sua vita. Ma come la scrive? La scrive così, e qua si vede. Avvicina, ma si vede. addirittura gli zoom. Hai visto, Mauro? La scrive senza andare a capo, Tutta di tutta fila. di fila, senza margini, e tra una parola all'altra ci mette un punto e virgola. Tu E la perché scrive lei- in siciliano ed è meraviglioso perché prova ad elevare, insomma, tra virgolette, quella che è la sua lingua a un italiano standard. E racconta tutto quello che gli è successo dall'inizio, dalla prima guerra mondiale, il fascismo, le difficoltà, di tutto il boom economico, i figli, la suocera, con Sì, una sì. spontaneità che Uno è spaccato. meravigliosa. E la cosa ancora più simpatica è che questo libro io l'ho regalato a tutta la mia famiglia, perché è vero. Però da questo Salutiamo libro la famiglia di Lisa Copetti che Ciao, ci segue ciao, da casa. Copetti, family. abbiamo tratto una frase proprio entrata nel lessico familiare copettiano, e quando c'è un problema al governo noi citiamo Vincenzo Rabito che dice la buttana madre patria. Beh, insomma, che mi sembra esemplificativo, tra Questo l'altro. possiamo chiudere. Anche Possiamo questo. chiudere. Salutiamo tutti gli esponenti Io politici. poi mentre arriveranno i nostri cari ospiti mi vengono in mente i ricordi. Vai, allora Mauro, Secondo dai, tira le ricordo, fuori. la telefonata dell'ufficio stampa Feltrinelli l'anno scorso a 3 giorni. Che salutiamo, perché salutiamo anche l'ufficio stampa. Feltrinelli. Grandi ragazzi. L'anno scorso a 3 giorni dall'inaugurazione della notte dei lettori, cosa succede? ci comunica che Stefano Benni non poteva essere presente in quanto si era sentito poco bene e quindi aveva annullato tutte le date. La mia reazione non so quale sia stata, compostissima, un unico grande gesto in cui ha preso a testate il tavolo. E basta, adesso chiamiamo Il motivo tra l'altro per cui tutti si ricordano di Vecchioni è perché effettivamente alla fine c'era solo Vecchioni. Esatto. Andrea Gentin! Viva! Gentin, olà. Grande Andrea. Allora, prima cosa, note dei lettori. Beh, prima cosa mi ha rubato l'idea, perché volevo dire anch'io quella della birrata a fine serata è stata fantastica, le 2 di notte sotto la loggia del Lionello. Per me era la terza edizione della Notte dei Lettori, 2 da staff e una da spettatore. Da imbucato, esatto. No, ricordi della Notte dei Lettori comunque ne ho 2, tutti e 2 insieme a Mauro Dalpin e a Mauro Dalpin e la sua autovettura, specie il primo anno quando siamo andati Questo lo so anch'io. sì, in stazione Massimo Cirri e con una macchina diciamo al limite della presentabilità, insomma non era proprio né una limousine né una Rolls Royce, ma Cirri ha fatto finta di niente. Da gran signore. E si è adeguato. E l'altra cosa è sempre con Mauro Daltin, la sua mitologica macchina, andare a spostare le transenne per Udine all'1:30 di notte. Era una cosa che effettivamente non avevo mai provato prima e dopo siamo stati però ricompensati dalle birre della nostra Ci cara sono ancora degli Copetti. autisti udinesi che stanno girando nell'Interland udinese perché dalle transenne che loro non Sì. più non riescono a Sì, trovare. perché io spostavo e lui comandava. Metti la È andata così. Anche tu hai un libro. Io ho il libro anch'io. In Audi. Bravo, in anche lui, Audi. Antonio Dalmasetto, scrittore argentino. Ma dov'è che si guarda? Perché io guardo, non si vede. Antonio Dalmasetto, scrittore argentino, per lo più sconosciuto ai più. Anche a se stesso, Anche, probabilmente. no, è uno scrittore straordinario. Questo è il libro che avrei voluto regalare, ma che non l'ho mai fatto, perché effettivamente è un libro che non si trova più in giro, come capita spesso, la buona letteratura a volte finisce nel dimenticatoio. Antonio Dalmasetto, scrittore argentino di origini italiane, ha scritto questo libro che si intitola È sempre difficile tornare a casa, ambientato a Bosche, la sua città immaginaria dei suoi romanzi,
come tutti gli autori sudamericani a volte si creano questi luoghi immaginari, no? E Boschi è appunto la città di Dalmasetto. È la storia di una rapina finita male. 4 personaggi piuttosto messi male, insomma, 4 balordi decidono di fare una rapina, però la rapina non va secondo i piani, si scatena una caccia all'uomo. E la cosa bella di Dalmasetto, al di là della narrazione che è ricca di umanità e che trasuda proprio di vita, è che i quattro balordi diventano dei personaggi positivi, nel senso che sono le vittime alla fine della società attuale, del piccolo luogo, del luogo piccolo chiuso, insomma, della comunità che non lascia aperture e spazi ai diversi, per cui diciamo da rapinatori assumono la forma di personaggi esterni, alieni, estranei, stranieri, che vengono perseguitati. La cosa ancora più affascinante è che le persone che inseguono questi 4 rapinatori non si vedono mai, per cui è una presenza quasi metafisica, percepita ma non manifestata. Bene, beh, un ottimo consiglio, un altro libro Einaudi. 2 libri, Noi abbiamo ricevuto una piccola ricompensa da Einaudi per poter parlare di non avevo mai Mauro, sentito. infatti, ha comprato la barca nuova. Va bene, Grazie Andrea, benissimo. Hai altri ricordi? E ricordo tra l'altro con quel piccolo viaggio dalla stazione al centro, Un viaggio della speranza. con Massimo Civi davanti, con il finestrino abbassato pieno di caldo e Andrea Visentini dietro, che io mostravo il pass, sono entrato a Udine col pass così ignaro di telecamere e così. E niente, allora Federica Moro, anche lei qui con noi questa sera per parlare di Note dei lettori. Eccoci qua, scatta l'applauso perché Sì, cosa applauso, andrò a applauso. raccontare, quindi è un po' diventata la barzelletta della Note dei lettori dell'anno scorso, che è la mia unica edizione da presente sul suolo patrio. Sì, perché l'ha detto Federica Moro, fa parte di Bottega Errante, però nel momento in cui c'è la Note dei lettori non la trovi se più. ne va all'estero, non si spegne il telefono, non si sa non ha dove sia. No, E infatti l'anno scorso- abbandona la barca nel momento in cui sta. Sì, l'unica volta che invece sono rimasta, cosa è successo? Che c'è stato un enorme sciopero dei treni dopo che era stato organizzato, tutta la logistica sempre della Copetica, precisissima, Che però salutiamo di nuovo. purtroppo sciopero dei treni, quindi chiamata all'ultimo momento, Mauro vai a portare gente a riprenderne altra in stazione. Ma tu non sei andata a prendere una persona Mestre, particolare, no, sei andata a prendere infatti, qualcuno di molto. infatti, io pensavo vai a prendere, vai a portare, e invece Andrea no. Visentini invece no. Invece no. Grazie. Avevamo un ospite di riguardo che io ho trattato con poco riguardo mio malgrado, perché l'ho caricata con, fai conto, 45 gradi all'ombra sulla mia Saxo che ha 17 anni, ne ha 18 quest'anno, 17 l'anno scorso. Maggiorenne, quindi quest'anno un sacco di Ore Federica 1:30 del pomeriggio, Patrizia Valduga, che non è Grande stata... Patrizia, salutiamo anche Patrizia Mi Valduga. scuso per l'ennesima volta per questo viaggio, tra l'altro lavori sull'autostrada 60 all'ora, quindi proprio male, e ad un certo punto c'è tutto un crescendo di disagio manifestato in vario modo e io ricordo la presa preferita di lei al telefono con un suo amico che dice: ma no, non è che non la vuole accendere, non ce l'ha proprio l'aria condizionata. Da quell'anno Bottega Errante è stata finanziata con delle auto blu per andare a prendere tutti gli ospiti. Io ho detto, ma la sua era un'auto blu, è tra un'auto l'altro. blu, però diciamo I che viaggi, non- diciamo, fanno parte della mitologia ormai. Sì, beh, direi di sì. Mamma mia. Hai anche tu un libro? Sì, è sempre con le auto blu, tra l'altro. La Banda degli Invisibili. La Banda degli Invisibili, un libro che amo, che mi è stato regalato anni fa dalla mia amica Lorenza Grazie, che si apre proprio con 2 simpatici vecchietti che decidono di, all'inizio non si capisce, poi si capisce che vogliono bloccare la strada alle auto blu che, approfittando del loro status, passano su strade, sì, dove tipo dal Tino col pass, insomma. E loro, così veramente indignati da questa situazione, partono da questa forma di protesta in cui fingono un malore bloccando la strada di queste auto blu, e poi la cosa in realtà prosegue con l'organizzazione di un gruppo. Vabbè, quindi 2 cose molto Sì, vicine. ma perché questi vecetti che hanno fatto la resistenza assistono impotenti al decadimento di questo paese e non si capacitano che nessuno faccia niente, quindi Devi prendere a mano la più di situazione. 60 anni decidono di prendere mano la situazione e dire boh, nessuno fa niente, faremo noi di nuovo, speriamo per l'ultima volta. E poi la storia si evolve, è bellissimo, molto, molto divertente, molto tenero, molto leggero, con una nota di amaro, però molto Godibile. Edizioni EO, così anche per differenziarci un po' variare, da sì, Einaudi, sì. che sennò aveva il monopolio della Esatto. serata. Bene, Bene, grazie grazie, Federica, grazie. Mauro.
Gli anedoti sono finiti o ne ancora? Sì, no, sono Basta, finiti, esaurito. Quello che Daniele allora chiamiamo Zongaro. Daniele Zongaro qui con noi, ultimo ospite di questa piccola carrellata. Tanto sentite gli applausi delle centinaia di persone che da fuori seguono la diretta. È la sfortuna degli ultimi. La sfortuna degli ultimi un po'. Sì, Ovviamente sì, certo. tutte le cose sono state State dette, io sono sempre un po' più romantico, meno brillante. Ma di lo voi. sappiamo, ed è quello che piace di te al pubblico, tra l'altro. Ti bacerei in Ma questo guarda, momento. io posso salutare Alessandra e Sara perché so che mi stanno guardando. Grandissime. Grande Ale, grande Sara. Grande Ale, grande Zongaro's Family. No, Sara no, devo Ah, essere sincero. no, Beh, allora abbiamo chiudiamo fatto chiudiamo la in La diretta. farò conoscere venerdì notte, perché boh, ci sarà. non apriamo parentesi. No, lasciamo Il perdere. ricordo più bello, sarò ripetitivo, ma dopo un pomeriggio di frenesia totale, avere un'ora di tempo da dedicare assieme con chi ha condiviso tutta una giornata estremamente faticosa rafforza fortemente i legami fra noi, devo esserne sincero. Quindi anche tu per la birra sei. Non solo, più per le persone che per la birra, anche se Se no, la birra sì, è stata parte integrante. la notte dei lettori era una fondamentale, manifestazione etilica. fondamentale. Riguardo i libri, Anche tu hai un libro, sì. certo, io sono un Mondadori stasera, eccolo qui. Eric Boll, uno dei miei scrittori preferiti, premio Nobel nel 72 e lo vinse con Foto di gruppo con Signora, un libro che io adoro, però non ho portato quello. Hai portato un altro. Lui è di estrazione tedesco, però antinazista, contrastava i movimenti giovanili, hitleriani, eccetera, e scrive questo Foto con Signora quasi da ebreo. E invece in Irlanda, questo diario d'Irlanda di Eric Boll, un paese che io ho vissuto per un mese, per cui ho ritrovato molto Eric Boll lì dentro, ma mi ha insegnato tantissimo e mi piacerebbe regalarlo proprio per quanto io ho assorbito da questo libro. È stato il nuovo concetto del tempo. Voi mi avete conosciuto dopo, ma chi mi conosceva prima di Bottega Errante ha notato che le cose sono cambiate. Grazie a Boll, grazie all'Irlanda, grazie a quello che faccio adesso e grazie anche a Bottega Errante. Qua ci si commuove, ragazzi, però. Non ce la faccio più. Il tempo nostro è prezioso, per cui trovare della gente che della fretta non gliene frega niente, e in Irlanda è così, hanno insegnato tantissimo. Pian pianino si assorbono queste cose e si impara. Per cui il desiderio di regalarlo a tutti perché tutti possono in qualche modo assorbire. Bene, quindi voi che siete a casa in questo momento ci state guardando, sappiate che Daniele ve lo regala a tutti quanti, l'ha detto lui, Ne siete ho uno pronti, solo. ne ha uno solo, devi avere una pagina a testa. Grazie Grazie, Daniele. Daniele. Abbiamo finito la carrellata di ospiti. Mauro, che dire, arriviamo un po' a chiudere questa diretta, A chiudere riassumiamo questa un po' diretta. quello che succederà sabato, venerdì e sabato qua a Udine, 2 giorni dedicata al mondo dei lettori. Al mondo dei lettori, 60 eventi, venite a Udine, Non ve ne pentirete. camminate Udine senza traffico, fermatevi alle stazioni, ce ne sono 14 e ci sono per tutte le generazioni, ci sono eventi per tutte le generazioni, quindi dai più piccoli ai più grandi. Divertitevi, incontrateci, parlateci e noi forse vi risponderemo. Saremo lì. Grazie a tutti, buona serata, ciao. Viva, ciao ciao.